Era certo, ecco, questa cosa, poi era consapevole la gente del pericolo. Non si pensava che le facessero alzare così l'acqua, perché faceva paura, una porta delle case non si apriva, le crepe venivano, poi hanno cominciato a venire le crepe anche nei pavimenti, fuori nei prati. Si andava a tagliare l'erba, mi ricordo sempre tagliare il fieno, quasi vicino all'acqua, ma si sentiva che andava giù proprio, che non era più una cosa normale. E tutti i giorni sempre peggio. Le strade così, i prati, è sempre peggio. E ogni tanto si sentiva dei rumori, no? E sul cantiere, quando che si passava ad andare a cazzo, ci prendevano in giro e dicevano: avete sentito il terremoto stanotte? Il 9 ottobre, a quell'ora che è venuto il disastro, io ero a dormire con mia mamma, per fortuna, perché la mia casa ha portato via coperchio, tutto. Ero nella posizione più vicina all'acqua. Quando era successo ero appena steso a letto. Ecco, ho visto far così la casa. A un certo punto ho sentito questo gran boato, acceso la luce, non c'era più, ho sentito un colpo sulla finestra, è venuto un sasso così. Apro la porta dell'appartamento, perché noi avevamo gli appartamenti, apro la porta e mi si presenta l'acqua che veniva giù dalle scale. Mi si presenta il fratello di sta mia cognata. Ho detto: ma da dove sei venuto tu? Dice: guarda che non hai più la porta qua giù. Se l'ha portata via. Era una desolazione. Non si può descrivere il disastro che era. E da là alla mattina, quando ci siamo svegliati a vedere questo disastro, non sapevamo più dove eravamo. E allora dall'elicottero passavano verso, sopra quasi Longarone, si vedeva. Io mi sono chiuso gli occhi quella volta, perché ho detto: non posso. Sono andata a vedere io. Non era più niente a Longarone, che sono andata via in cima al paese, là, che è una collinetta, e si vedeva giù. La mattina sono andato verso la riva del lago, ho pescato i crocefissi e il bambolotto, erano le uniche cose che ho trovato. Non ci si dimentichiamo mai, le cose là, è una cosa che è troppo tremenda. Rabbia e nervoso, perché non ti hanno dato niente. Si sta solo male, si resta male. Pensare come che si era e vedere quello che hanno fatto, si può dire,